È la Conca degli Olivi, con le sue 20.000 piante, a ospitare nel fine settimana delle Palme la fiera mercato, giunta quest'anno alla 40ª edizione. In mostra l'olio tipico del territorio che produce l'extravergine, un olio biologico, e dal 2011 ha ottenuto anche la certificazione DOP per l'olio veneto del Grappa. Deve essere fatto con olive che devono essere miscelate con le caratteristiche di frantoio, lecino prevalenti, poi moraiolo e altre qualità, ma ci deve essere una base del 40-50% di questi due cultivar che abbiamo accennato in precedenza. Quindi è diciamo stato standardizzato, evoluto e autorizzato e comprende un po' tutta la pedemontana. Un territorio, quello dell'area pedemontana, che negli anni ha affinato anche le tecniche di lavorazione. Al frantoio Monte Asolone di Pove, ad esempio, si riescono a lavorare 30 quintali d'olive all'ora per garantire la bassa acidità, una delle caratteristiche principali dell'olio prodotto nell'area. Questo frantoio è stato fortemente voluto anche dall'amministrazione comunale, che l'ha un po' imposto una quindicina d'anni fa, forse più. E la caratteristica eccezionale è che permette di far fronte alle richieste di vari produttori che possono fare affidamento e nel giro di un giorno o due massimo macinare, lavorano giorno e notte, macinare, portare a molire le loro olive e ottenere così un ottimo olio, mentre in passato si dovevano tenere così allargate e più stanno ferme, più si forma acidità, più si rovinano. Quindi per fare un olio buono le olive devono essere molite entro 24 ore.